Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono JMagic e oggi siamo alla recensione della voce da pompa. Ok, sistemo l'inquadratura e arriviamo. Ok, partiamo dalla canna, troviamo un tappino rosso che bisogna svuotare, però si toglie in caso di una leva. Vabbè, ecco, si tolto. Poi qua troviamo 1, 2, 3 RIS, è tutto in ABS. Poi troviamo qua in ogni fucile la pompa, si carica così, cacchio, ci sono i pallini, vediamo. È molto potente. Ok, spara a circa 40 metri, adesso è parecchio strano. Poi qua su ha un RIS che però si può smontare. Qua c'è le pop normal verso qua, hop così. Poi qua ci sono le viti appunto per smontare in due parti. Qua c'è questo mini tastino sicura, cliccando c'è insicura, così no. Ok, dietro l'impugnatura è abbastanza scomoda, ma dai, è abbastanza comoda. Poi qua c'è un pulsantino, non so se ve lo vedete, il levetta, che serve a far uscire il bossolo. Cliccate e uscì il bossolo. Vediamo se funziona perché c'è parecchio. Sì, si sgancia il bossolo, vediamo. Sì, non c'è più pressione sul bossolo e quindi viene fuori. Poi se facciamo così, se mettiamo verso il basso, cade. Quindi questo è il bossolo, si infilano i pallini qua col BB loader, in questo modo. Adesso non ce n'era, per fortuna. Questo molte persone mi hanno chiesto, ma è un pallino? No, è un pezzo, guarda, se faccio così esce fuori. Non è un pallino, è una levetta che serve per sparare i pallini fuori. Poi si è un po' rubinato. Vabbè. Ok, beh, quanto siamo? 3 minuti. Poi volevo dire, no, volevo far vedere come si smonta la beretta a pallini di cui farò la recensione adesso. Quindi è una beretta appunto parecchio vecchia, cioè da un annetto o due, infatti anche un po' scassata, è a molla, infatti non fa neanche tanto rumore. Questo si muove, cioè il grilletto. Poi troviamo da questo lato la sicura, una finta sicura, e poi facendo si può caricare così però non spara. Poi io che volevo dire, poi qua ci sono le tacche di mira, molto precisa, era molto precisa. Poi c'è l'impugnatura che è molto comoda con i dentini. Ok, poi per smontarla dobbiamo premere un tastino che c'è qua dietro, poi aspettate che cerco un modo per farlo vedere. Quindi qua c'è un tastino, lo premiamo e giriamo questo, lo sfiliamo in perno
tutto in metallo. Poi da lì si staccherà. Quindi tapina rossa anche qua si può togliere. Poi ora qua dentro si vede la sicura, non è qua la sicura. Poi il calciatore si fila con il solito tastiere. Ci sono 13 colpi. E così è molto leggera perché pesa tutto. Questo è il caricatore. Poi andiamo a rimontare tutto. Caricatore. Poi adesso appena arriviamo ai 10 iscritti, anzi ai 5, farò lo speciale che consiste, come posso spiegarvelo, consiste in una battaglia con le pistole a pallini, cioè il soft air, che possiamo infilare tutto facendo le cose al contrario. Ok, funziona. Mi sono appena fatto male, sono pensato così. Ok, io per queste pistole ve le consiglio, sono molto buoni, le ho pagati 12 euro, contengono circa, vediamo, 10.000 BB, cioè pallini, quindi riempire più o meno fino a qua. Le avvertenze sono: tenere fuori dalla portata dei bambini, vietata la vendita ai minori di 14 anni, tutti devono indossare gli occhiali protettivi durante il gioco, non utilizzare i BB, legge il manuale d'uso, questi pallini non sono per airsoft gun. In inglese ma non so leggere perché è la stessa cosa. I pallini sono bianchi. Questi sono da 0,25, no, da 0,20, sì, da 0,25. Adesso sono finiti, cioè sono pochissimi. No, pochissimi, ce ne saranno ancora 1000. Ok, per questo video è tutto.